La Grande Treviso è un'opportunità non soltanto per la città di Treviso, ma per un territorio più vasto composto da 19 comuni che si aggregano insieme con un'unica grande visione, che compongono un'unica grande comunità di 350.000 abitanti. Condividere politiche urbanistiche, ambientali e di mobilità significa dare la possibilità a questa grande comunità di andare in Europa a reperire le risorse per far fare un vero salto di qualità al nostro territorio. Mogliano Veneto è la perla del Terraglio, la strada che unisce le città di Treviso e di Venezia. Mogliano sta proprio in mezzo, questa strada bellissima napoleonica costeggiata da grandi alberi di platano. Mogliano ha una vecchia, antica vocazione turistica, perché qui venivano i nobili veneziani, i patrizi veneziani a trascorrere le loro estati. Qui avevano i loro campi in questa zona di territorio molto fertile, e qui abbiamo infatti moltissime ville. Mogliano Veneto è una città d'arte, ma è anche la città delle ville, ne abbiamo ben più di 30. Il territorio ha un grandissimo patrimonio verde. Pensate che ogni abitante ha a disposizione ben 16 metri quadrati di verde pubblico, sul quale sono piantati più di 9.000 alberi. Quindi Mogliano è bella perché è una città piena di verde, sia pubblico ma anche privato. E a Mogliano ci si può spostare in bicicletta, abbiamo ben 29 km di piste ciclabili per i tragitti casa-lavoro, ma non solo, vediamo la presenza di tantissimi cicloturisti che attraversano la nostra città. I prodotti di eccellenza del nostro territorio sono tanti, ma vi cito il radicchio rosso di Treviso, anche l'asparago bianco di Badoere, qui rientriamo all'interno della zona IGP, vi cito anche il prosecco di Treviso e molti altri prodotti. Sarebbe bello recuperare l'antica pesca di Mogliano. Le nostre campagne fino a 50 anni fa erano piene di peschetti e veniva prodotta questa pesca con la pasta bianca, con il pelo, molto buona, che è diventata famosa perché ingrediente del Bellini, del famoso Bellini inventato da Cipriani, che prevedeva il prosecco, l'uso del prosecco e l'uso del succo di pesca di Mogliano Veneto. Vi racconto una curiosità: qui a Mogliano Giuseppe Verdi riscrisse la Traviata. Dopo la prima, la Fenice, che andò molto male, rientrò qui in città presso Villa Condulmer. Tra l'altro ebbe anche un piccolo incidente perché con la carrozza finirono dentro a un fosso. Si rifugiò qui dal suo amico il conte Tornielli per riscrivere la Traviata proprio qui in Villa Condulmer a Mogliano Veneto.